Buonasera a tutti, siamo a Padova, siamo in questo bellissimo spazio, il Circolo Unificato delle Forze Armate, è uno spazio dedicato alla cultura e siamo con una persona di cultura, siamo con Sergio Frigo, giornalista culturale. Sergio, questa sera qui cosa ci hai portato da raccontare in questo consesso, in questo spazio così particolare? Sì, allora questa sera si apre un ciclo che occuperà molti lunedì qui all'interno del circolo. Io stasera in particolare parlerò del mio libro sui luoghi degli scrittori veneti, che sostanzialmente raccoglie 27 scrittori dei più importanti degli ultimi 150 anni, da Ippolito Nievo fino ai giovani, Tiziano Scarpa, Vitaliano Trevisani, eccetera, e di loro metto in evidenza alcuni brani dei loro libri, i luoghi in cui questi brani sono stati ambientati o immaginati, oppure i loro luoghi del cuore, la casa natale o la casa dove hanno vissuto, eccetera. È bellissimo questo, come dire, abbinamento tra questi massimi scrittori e il territorio e i luoghi, perché secondo me il luogo ti fa anche raccontare delle cose, no? Assolutamente, allora diciamo, mi sono inventato un motto che è far camminare chi leggere e far leggere chi cammina. Spesso le due cose vanno insieme, ma voglio, come dire, invitare alla lettura, ma al tempo stesso invitare a vedere questi luoghi, che sono spesso luoghi, non mi sono soffermato molto sui luoghi principali del Veneto, dove già ci vanno tutti, ma sono andato a cercare proprio i luoghi dove magari una pagina di letteratura li ha resi importanti, anche se appunto nessuno se lo ricorda o gli stessi abitanti se lo sono dimenticati. Quindi andare nel territorio che fa capire meglio anche il senso di quello che si legge. Quel Veneto minore che in realtà non è un Veneto minore, ma un Veneto alla pari delle località più blasonate. Noi ci chiamiamo Venezia proprio in questo racconto delle tre Venezie perché il Veneto ha tante Venezie. Qui io, innanzitutto la Venezia, lo spirito di Venezia lo trovi dappertutto naturalmente nel Veneto, però la diversità e la peculiarità dei luoghi sono quelle cose che fanno grande questa regione. È una regione con dotazioni culturali e naturalistiche enormi che però non si sa raccontare, e quindi io ho, come dire, scelto questi 27 scrittori, e poi sono citati naturalmente centinaia di altri, tutti quelli in attività o che sono stati significativi ci sono, ma diciamo 27 sono quelli più peculiari. Li ho scelti come testimonial per raccontare una regione bellissima, importante, eccetera, che però non si sa raccontare, un po' per ritrosia, un po' perché è frustrata, arrabbiata, eccetera. Quindi diciamo ho dato voce a questi personaggi per far raccontare questo Veneto diverso che abbiamo la fortuna di abitare. In particolare questa sera quali pagine ci hai preparato? Allora, essendo a Padova, sostanzialmente ci dedicheremo soprattutto a Diego Valeri, un grande un po' dimenticato, e a Ferdinando Camon, scrittore delle Basse, scrittore della crisi della civiltà contadina e poi scrittore urbano. Quindi racconteremo Padova e la sua provincia attraverso in particolare le voci di questi due grandi autori. Però io prima di chiudere vorrei anche ricordare il tuo impegno con il premio Rigoni Stern e con il racconto Gli itinerari. Allora, sì, diciamo che questo libro nasce un po' da quell'esperienza. Rigoni Stern è il mio compaesano, io sono diventato presidente recentemente del premio Rigoni Stern, ma Rigoni Stern l'ho conosciuto, l'ho intervistato tante volte, eccetera. Allora, questa iniziativa, diciamo, ha una genesi in quell'operazione quando ho pensato di fare i luoghi di Rigoni Stern, di nuovo partendo dai suoi libri, dalla sua biografia, per andare a raccontare il suo territorio, e questo è quello che ho fatto con un libro e un'applicazione, e questo è, diciamo, il seguito ideale di questo lavoro. Bene Sergio, noi ti ringraziamo molto per questa intervista. Voglio ricordare a tutti che Sergio è un amico, un grande giornalista, abbiamo passato molti anni insieme in quel di Vicenza e naturalmente lo avremo anche ospite, speriamo, in un prossimo progetto. Grazie ancora Sergio. Grazie, buona serata a voi. Grazie.